Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Purtroppo ho tolto l'audio e non è neanche in live il commento perché non posso cambiare le impostazioni, quindi ho provato a registrare anche abbassando dal mixer di Windows, ma niente, la mia voce non si sente, non si può cambiare le impostazioni audio, è abbastanza una vergogna questa, quindi faccio un breve commento, diciamo, non in live adesso e poi vi lascio la partita, anche se ci sarà il mio commento sotto che però non sentirete un cazzo, vabbè. Infatti qua vi sto cercando di cambiare l'audio, ma non va, vabbè. No, che dire ragazzi, allora, il gioco mi sta piacendo tantissimo, queste sono le mie impressioni, fluidità migliorata tantissimo, grafica spettacolare, distrugge proprio FIFA, volti e magliette sono 100 volte superiori a mio parere. La giocabilità è veramente migliorata, se ti diverti un casino a giocare, se ho fatto 2 o 3 partite, mi sono divertito come i vecchi tempi quando tornavi da scuola alle 2, ti sparavi PES praticamente dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 ed era una goduria, cioè, mi sto divertendo come quei vecchi tempi là, veramente la Konami ha fatto un gran gioco, secondo me, cioè, vogliamo puntare molto su questo PES, a mio modesto parere. Dopo vediamo anche FIFA, perché chiaramente FIFA si complementa, nel senso altre cose dove è superiore, per esempio nell'atmosfera dello stadio, nelle modalità, nelle licenze, cioè, sono giochi che secondo me tutti, cioè chi ama il calcio lo sapete, deve comprare tutti e due a mio parere. Però sto PES è veramente bello, cioè una volta i giocatori erano legnosi, anche sul 15 era molto migliorato, però ancora erano legnosi i giocatori. Mentre adesso cazzo, vedi che i giocatori si muovono in maniera fluida e perfetta, cioè, no, no, è veramente bello, cioè, sapete che sono molto critico, soprattutto su giochi di calcio. Niente, mi dispiace per ecco, l'unica roba che potevano fare la demo un attimo più decente, cioè non puoi cambiare l'audio e quindi non si sente la voce del Cume. Questa è una cosa abbastanza pallosa purtroppo, quindi adesso per un po' tengo così, commento, non commento tutta la partita anche perché non è che è una bella partita, perché il Comendone ha fatto buone cose. Mi dispiace, però purtroppo è così. Che altro dire? Per esempio, ecco, eh, vedo anche l'atmosfera che comunque su FIFA è migliore, però è migliorata ancora anche qua, nel senso che quando sei allo Juventus Stadium, sei allo Juventus Stadium, se sei in uno stadio brasiliano, sei in uno stadio brasiliano, nel senso non è ancora ai livelli di FIFA dove c'è ecco l'immersione, che magari sei, non so, all'Old Trafford e veramente sembra una partita di Premier, su PES un po' meno, però anche qua grandi miglioramenti, cioè non si deve sempre criticare PES perché chiaramente io vengo proprio dalla generazione di PES, nel senso io me li sono vissuti tutti quando avevo dai 15, dai 15 ai 20 anni, anche me, forse anche dai 13, cioè, dove li ho giocati tutti i migliori PES e FIFA chiaramente era una roba obbrobriosa perché quando c'erano i FIFA della PlayStation 2 erano veramente una roba orrenda. Dopo quella Play 3 è arrivato il primo FIFA che ha distrutto il primo PES della nuova generazione delle Play 3. E niente, che altro dire? Ehm, cerchiamo di seguirlo bene, seguitelo, non subito commenti azzardati, ah, solito PES, lo schifo, perché secondo me la strada è veramente quella giusta. E se ci sono le mod giuste anche per console, magari non dico le mod tipo PC, tipo di cambiare anche lo scoreboard, robe qua, ma almeno tutte le squadre ufficiali, tutti i loghi ufficiali con i volti migliorati, se già c'è questo, è un gioco da prendere secondo me al 110%, cioè senza dubbi. Questo è il mio piccolo pensiero comendiano. E, e niente, Fioi, dai, adesso rimettiamo l'audio della partita. Sentite il Comedone non tanto, purtroppo, perché ripeto, c'è questo problema che non capisco, onestamente, non lo comprendo. E, e niente, Fioi, dai, un saluto del Comedone veneziano. Ripeto, non è colpa mia l'audio, ma purtroppo non si può cambiare in questa demo e quindi è troppo più forte della mia voce e non si sente un cazzo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Anche i contrasti, cioè, c'è una cosa che mi è migliorata dal 15, già il 15 l'ha migliorato tanto, il 14 che è il peggiore della serie, il 14 l'ho comprato al motivo. Mamma mia, Danilotti mi stava creando un gol anche l'atmosfera, ecco un'altra cosa rispetto a cioè, quando sei all'Juventus Stadium, se vedessi l'Juventus Stadium, questo è una pecca di pensi, qua che è uno stadio brasiliano, già vedi la differenza, ecco. Anche se qua FIFA devo dire che è meglio,
due giochi che si complementano a vicenda. Secondo me devi tutti e due, questo è sempre stato il mio vero pensiero. Quando si devi scegliere, quando vediamo la demo di FIFA, cerchiamo di capire quale è meglio e quale è peggio. Insomma. Buono ragazzi, saluto il comandante veneziano, spero che abbiate fatto dei commenti intelligenti, se no mi dispiace e niente. Ciao!